10, 10 e mezza. E siamo quasi a mezzogiorno. Esatto. A 2 ore dall'inizio della strada di Treviso fino a qua. 2 ore finalmente siamo qua quasi per entrare, insomma. Ma deve venire a fare il tampone qui perché? Sì, perché già la moglie si è risultata positiva, deve rifare di nuovo il tampone, sì, molecolare. Mezzogiorno al Covid Point all'ex Dogana, la fila di auto in coda è lunghissima, la rotatoria sulla Noalese è bloccata, il serpentone per alleggerire l'impatto sulla viabilità locale viene deviato dalla polizia municipale su viale della Serenissima fino al CERD. Così a Treviso, ma all'ex Velo di Altivole, la situazione è ancora più congestionata con attese di 4 ore, tanto che dalla Castellana qualcuno viene deviato fino al capoluogo. Dovevo andare ad Altivole, ma c'erano 3-4 ore. Sono venuto qua, c'erano 4 ore di previsione, ma in 1 ora e mezza. Diciamo che nella sfortuna siamo stati fortunati. Situazione difficile che nel pomeriggio peggiora ulteriormente, viabilità paralizzata anche in Noalese, traffico in tilt a San Giuseppe, code fino in tangenziale come a Treviso non si era mai visto nemmeno nel momento più grave della pandemia lo scorso dicembre. Ed il Super Green Pass non c'entra nulla perché ormai nel Covid Point dell'ULSS si effettuano tamponi quasi esclusivamente asintomatici per il contact tracing. Del resto nella Marca i positivi sono tantissimi, 430 ogni 100.000 abitanti la media di questi giorni, ma nell'Asolano si sale quasi a 600, un terzo sono bambini. L'ULSS 2 corre ai ripari, domani apre l'ex Melody a Castelfranco, sarà operativo tutti i giorni dalle 8 alle 17. Melody noi pensiamo intorno ai 1000-1200 tamponi al giorno, che vorrebbe dire sgravare decisamente il carico che c'è ovviamente sugli altri punti. Una nuova linea per i tamponi si aprirà anche all'ex Dogana, dopodiché il direttore Benazzi allarga le braccia. Adesso andremo a potenziare ancora di più con un altro gruppo di infermieri, un paio di infermieri, ovviamente anche Treviso, quindi l'ex Dogana, però poi noi praticamente non abbiamo più persone. Stiamo ancora facendo visite, stiamo facendo attività, abbiamo ormai oltre 200 ricoverati che dobbiamo gestire, con 14 persone in terapia intensiva, per cui chiaramente la coperta è questa. Crescono a ritmo sostenuto anche i ricoveri, tanto che da domani l'ospedale di comunità di Treviso con i suoi 28 posti letto diventerà solo Covid. La buona notizia riguarda i vaccini che procedono con oltre 7.000 iniezioni al giorno. Tra le 800 e le 1.000 sono prime dosi, quasi triplicate rispetto a una settimana fa.